ragazzi, tutti nel commento veneziano, siamo su Fallout 4 ragazzi, non sono andato avanti tanto. Siamo qua nel cervello di Kellogg perché siamo una dottoressa che tramite le sue cose, insomma, possiamo trovare dei ricordi del porco di Kellogg. Ok. Spero bisogna capire dove minchia devo andare. Aspetta un attimo. Guarda che roba, penso in quel punto là. Vediamo un po' che c'è. Ecco. Ero un ragazzino. Che ne sapevo di come girava il mondo? Forse voleva che lo uccidessi. Avrei dovuto. E invece scappai. Dissi a me stesso che volevo trovare un posto lontano dall'oppressione della RNC e delle sue leggi. Ma la verità è che stavo fuggendo dal rimorso per non averla protetta da papà. Poco importa ora. Mamma era una donna intelligente. Non era dolce, ma mi amava a modo suo. E mi proteggeva da papà. Questo le costò diversi lividi. Brava mamma. Non ho mai saputo cosa le sia accaduto dopo che me ne andai. Non volevo sapere. Non allora. Ok. Bello. Papà era ubriaco o non c'era mai. Forse collaborava con quelle bande di predoni. Ma la verità è che non ho mai saputo cosa facesse davvero. Bella infanzia di merda. Non so perché la mamma stava con lui. Forse a un certo punto della sua vita non era uno stronzo totale. Che vuoi dire, mamma? Niente, Connie. Alla gente piace parlare e sperare che sia qualcun altro a tenerli al sicuro. La maestra dice che la RNC ci farà tornare a tempi migliori, come prima della Grande Guerra. Sciocchezze. Non ti ci mando più a scuola se è questo che ti insegnano. Dove cazzo sono i miei stivali? Che bel Ascoltami papà. bene, Connie. Prendi Ah. questa. Sei grande abbastanza. Sei l'uomo di famiglia adesso. Hai il compito di proteggerci. Tuo padre è inutile, ma tu non diventerai così. Sei un bravo ragazzo. E quello che senti alla radio, altre sciocchezze. L'unica cosa che può proteggerti in questo mondo è la pistola che hai in mano. Devi imparare a usarla se vuoi sopravvivere. Lo farò, mamma, te lo prometto. Non ti deluderò. Sei sempre stato il mio angioletto. Che mamma, che mi dà proprio degli insegnamenti Non meravigliosi. sembra quello che cerchiamo. No. Sembra esserci un altro ricordo intatto vicino a te nella sequenza temporale. Eccolo. Prova con quello. E dov'è? Eccolo là. Ecco, guarda che bella sta roba, fio grande. Che gioco, fio. Che games. La felicità. Sai di averla avuta Solo solo quando c'è non ce più. l'è più. Voglio dire, puoi raccontare a te stesso che sei felice, ma non ci credi davvero. Ti concentri sulle cazzate, sul prossimo lavoro e roba del genere. Ma è solo guardando al passato e paragonandolo con cosa hai avuto dopo che comprendi appieno il significato della felicità. Sono stato la cosa peggiore che le potesse capitare. Se non mi avesse incontrato, sarebbe rimasta nel lab.
Se è stata la sua fidanzata, forse. Tutto qualcuno che non uccideva per vivere. E forse sarebbe anche stata più felice. Quasi certamente avrebbe vissuto più a lungo. Ecco. Andrà bene, vedrai. Ma qui non conosciamo nessuno. E poi c'è la bambina. Dai, Sara, dobbiamo darci un... Perché uno come me dovrebbe avere una figlia? Non l'ho mai meritata, neanche per un attimo. La possibilità. Finalmente ho un lavoro stabile e uno stipendio decente. Niente a che vedere con la Non vita sotto sto la dicendo che sia RNC. stato uno sbaglio. È solo che... Sei sicuro delle intenzioni di questi qui? Lo Sembrano so, così ma è qui indietro. che entro in gioco io. Aspetta e vedrai. Qualche anno e avrò la mia squadra. Non appena troverò i contatti che mi servono. E tu potrai avere tutto ciò che vuoi. Non sono mai E stata anche la piccola preoccupata Mary. per te. Deve essere l'istinto materno che si fa sentire. A quanto Ma pare che dici? ne ho uno anch'io. Sei bravissima con lei. E non devi preoccuparti per me. Si tratta solo di garantire la sicurezza per la sci. Pattugliare Hanno qua e scelto là con proprio la espressioni persona da duro. giusta. Ascolta, vedrai che ci troveremo bene qui. Vedi questa? È grazie a lei che tu e Mary sarete assieme. Bello. Te lo Hai prometto. ragione, Connie. Sono convinta che qui saremo felici. E così sarà. Vedrai. Tranquilla, ci penso io. Continuiamo a cercare. Ti connetterò al prossimo ricordo. Dai, dottoressa Amaris, eh? Sveglia. Che figata sta roba, però. Che figata, che figata, che figata. Vai, come vola. Come pensavi che sarebbe finita, Kellogg? Credevi di poterci fregare, ma hai pensato che potevamo essere noi a fregare te? Giusto perché tu lo sappia, sono morte come cagne e tu non eri là ad aiutarle. Ah, bello. Ho individuato un altro ricordo. Provo a collegarli. Vai, vai, collega. Non do cazzo andare, però, ecco. Devo andare qua. Vai che andiamo. Mamma mia, è bellissima sta roba, però veramente. The fantastic job. Bethesda, fantastic job. Possiamo accomodarci? Prego. La destinazione non era fondamentale. Mi spingevo verso est, forse per allontanarmi il più possibile da San Francisco. Dicono che ti occupi dei problemi degli altri. È vero? Sì, se vengo pagato. Oh, ti pagheremo. E lavori da solo? Esatto. Ti paghiamo al lavoro finito. Va bene? Se va bene a voi. Chi volete che uccida? Dunque, c'è questa famiglia che vive lontano, lungo il canale. Forse ci siamo quasi. Prova questo. Eh sì, ci siamo quasi. Dai, cazzo. Siamo dentro la testa di Kellogg. Signor Kellogg, mi fa piacere che abbia deciso di incontrarmi. Dunque, sei dell'istituto. Volevo verificare la vostra esistenza di persona. Come vede, esistiamo. Un po' magri i suoi amici. Ho saputo che ultimamente è stato piuttosto d'intralcio alle nostre operazioni. Non deve più succedere. Faccio quello per cui mi pagano. Se per voi è un problema,
C'è un'unica soluzione. E quale sarebbe, signor Kellogg? Se lavorassi per voi, niente più problemi. Immagino possiate permettervi uno come me. Ecco. Non credo che comprenda appieno la situazione in cui si trova. Io credo di sì. Molto bene. B748. Avvia. Grande. Ciao, ciao. Alla fine arrivai nel Commonwealth. Non avevo più spazio di manovra e volevo mettere ordine nella mia vita. Non sarei più stato così stupido da farmi coinvolgere dai sentimenti degli altri. Bravo. Ero soltanto io contro il mondo. E il mondo se lo meritava. Sì, se lo meritava. Notevole. Forse, dopo tutto, abbiamo qualcosa di cui parlare. Ci siamo quasi. Uno di questi deve essere quello giusto. Sì. Siamo a corto di cervello qui. Ah, quello sembra decisamente intatto. Connessione imminente. Oh madonna. Che figata però, grandi. Ero l'incaricato principale dell'istituto in tutto il Commonwealth. Quando avevano bisogno di qualcosa, era da me che venivano. Non era prassi che qualcuno dell'istituto mi accompagnasse in missione. Doveva essere importante. Non sapevo chi fosse la persona che dovevamo prelevare dal Vault. E ovviamente nemmeno loro. I computer del Volta funzionano ancora. Bene. Controllo i registri. Spero che sia tutto. Devi solo trovarlo. Capsula C6, in fondo alla sala, verso la fine. Vediamo se mi vedo. No. Che figata. Che figata. Vai di screenshot. Mamma mia. Che roba, ragazzi. È questa qui. Ecco. Aprila. Pauroso. È finita. Siamo salvi. Andrà tutto bene. Che figa che era Nora. Come l'avevo creata. Culo. Vieni qui. No, aspetta. Vieni qui, piccolo. È mio figlio. Lascia andare il bambino. Non te lo ripeterò. Ecco. Non mi darà Sean. Dannazione. Porta il bambino fuori da qui e andiamoci. Ecco. Ciao. Perlomeno abbiamo ancora il piano B. Sequenza criogenica riavviata. Porca puttana. Che problema c'è? Ho quasi finito, Kellogg. Devo solo confermare. Fatto. Siamo a posto. Io... Mi dispiace che tu debba soffrire ancora. Ho trovato un altro ricordo intatto. Dimmi quando te la senti. Sì, sono pronto. Siamo pronti. Signor Kellogg, mi fa piacere che abbia deciso di incontrarmi. Dunque, sei dell'istituto? No, non è questo. Allora, porca troia. Aspetta un attimo. Qua siamo arrivati qua. Dobbiamo andare di qua. Dobbiamo andare di qua. Perfetto. Oh merda. È tuo figlio? Sembra un ricordo molto recente, perciò... Eh sì. Buone notizie. Eh sì. Tutta questa faccenda di Diamond City faceva parte di un elaborato piano del vecchio. Ora mi rendo conto che eravamo l'esca per l'abitante del Vault. Non poteva trattarsi di una semplice coincidenza.
non è così che lavora il vecchio. Mi chiedo se alla fine sia stato più furbo di me. L'ennesima questione chiusa. Sean. Era stata mia l'idea di stabilirmi con il ragazzino a Diamond City. In effetti, la consideravo una pessima idea. Ma era uno dei progetti tanto cari al vecchio. Ed eccoci qui, io e il ragazzo, come una famigliola felice. Alla fine quasi mi piaceva. Mi dava l'idea di come avrebbe potuto essere la mia vita se le cose fossero andate diversamente. Ma Sean è mia strazza. Ma indietro non si torna. Era una situazione temporanea. E di lì a poco sarei tornato alla mia routine. Faccio un cazzo? No. Quindi dove menga devo andare adesso? Calma. Tutto a posto. Prima o poi ti faranno saltare la testa se continui a presentarti in questo modo. Minimizzare i contatti con i civili è una mia priorità. Ok, lasciamo perdere. Allora, di che si tratta questa volta? Nuovi ordini per te. Uno dei nostri scienziati ha lasciato l'istituto. Lasciato in che senso? Diserzione. Il soggetto è il dottor Brian Virgil. Sappiamo che si nasconde da qualche parte nel mare splendente. Ecco il suo file. Wow, qualche testa rotolerà per questo. Cattura e consegna o semplice eliminazione? Eliminazione. Stava lavorando a un progetto estremamente riservato. Roba forte, eh? Uno dei geni di bioscienze. Merda. Quindi immagino prenderai il bambino con te. Affermativo. La tua unica missione è localizzare ed eliminare Virgil. Mi riporti a casa da mio padre? Sì. Stammi vicino e resta fermo. Ok. Guarda che bel bambino che ho. Un bel bambino. Molto carino, bravo vecchio. X688. Pronto alla trasmissione con Sean. Ciao, signor Kellogg. Speriamo di rivederci. Ecco. Ciao. Ok. Teletrasporto. Adesso è tutto chiaro. Eh, Nessuno ha mai trovato grande. l'istituto perché non c'è alcun ingresso. Ti tiro fuori da lì quando vuoi. Vabbè, tirami fuori. No, forse non è neanche di qua. Come faccio ad andare fuori da sta merda? Ah, ok, perfetto. Buono ragazzi, siamo veramente... Tanto vabbè, qualcosa di epicus, bellissimo questa parte. È molto importante. Comunque diciamo che Kellogg, sì, non è certo la persona più buona del mondo, però dai. Insomma. Muoviti con calma, ok? Non so quali siano gli effetti collaterali della procedura. Avere un pacco gigante. Nessuno l'aveva mai fatto prima. Come ti senti? Sono a posto. Vedi qualcosa di male? Non c'è bisogno di allarmarsi, ma sinceramente non saprei formulare una diagnosi. Come dicevo prima, siamo in territorio inesplorato. I tuoi parametri fisiologici e neurali sono tornati nella norma. Grazie. Dal punto di vista medico, sì, sei a posto. Te la senti di parlare di cosa è successo là dentro? C'eri anche tu in questo assurdo viaggio, no? Hai visto tutto. Sì, ma è importante ripercorrerlo insieme. Magari uno di noi non si è accorto di qualcosa. Abbiamo trovato quello che ci serve. L'istituto
usa il teletrasporto per entrare e uscire. Sì, il loro più grande segreto è finalmente svelato e porta con sé nuove domande. Come funziona? Cosa dobbiamo fare? Kellogg doveva rintracciare uno scienziato, Virgil. Dobbiamo trovarlo. Eh sì. Hai ragione. Uno scienziato dell'istituto in fuga potrebbe rispondere a tutte le nostre domande. Secondo i ricordi, si trova nel mare splendente, giusto? Mi sembra impossibile. Nessuno si nasconderebbe in quella zona, neanche per disperazione. Lo troverò. Mi serve Virgil. Allora vado a cercarlo. Se mai decidessi di andare, preparati. Devi trovare un modo per proteggerti dalle radiazioni. C'è un motivo se si chiama mare splendente. Troverò Un un modo. modo di affrontare le radiazioni. Ah sì, sono un figo io. Sono Benjamin Wright. Fai attenzione. Nel frattempo ho scollegato Mr. Valentine. Ho rimosso l'impianto mentre ti stavi svegliando. Livello 11. Ti aspetta di sopra. Va buono raga, siamo arrivati al livello 11. Avevo capito cose importantissime, veramente fondamentali per la storia. E niente raga, il Benjamin Wright è pronto a spaccare il culo a chiunque. Ciao!